Il gruppo di protezione civile di Campo San Martino 30 anni fa si è formato, io c'ero perché in quella giunta io c'ero, ricordo benissimo quello che è stato l'iter iniziale di formazione in un contesto in cui erano pochissimi gruppi esistenti nella regione Veneto e ancor meno nella provincia di Padova. Devo dire che è sempre stato un gruppo molto numeroso, che ha anche delle specializzazioni molto particolari, visto il fiume Brenta che passa proprio nel nostro territorio, quindi una specializzazione fluviale, ma non solo, subacquea, ma non solo. E questo ci riempie di orgoglio e ci dà anche così molta positività anche per il futuro, perché il gruppo non è formato solo da persone, diciamo, che hanno un'età medio-alta, ma anche da moltissimi giovani. Diciamo che la realtà di Campo San Martino è una realtà storica, oggi festeggia i 30 anni, un traguardo importante. Sono nati quando il mondo era un'altra cosa, hanno percorso un cammino di crescita non indifferente, che è un cammino di crescita che ha seguito anche un po' tutto il sistema della protezione civile del Veneto. Ci sono 530 organizzazioni di protezione civile in Veneto che sono assolutamente formate, preparate, in grado di far fronte a qualsiasi scenario emergenziale e quindi operano in maniera professionale, anche se non sono professionisti, perché operano a titolo gratuito, è giusto ricordarlo, e quindi sono professionali pur non essendo professionisti. Abbiamo investito molto su questo e credo che il riconoscimento dato dal Presidente della Repubblica Mattarella quando disse che il sistema della protezione civile del Veneto dopo l'uragano Vai aveva dato una lezione a tutto il Paese sia un riconoscimento importante, perché oggi possiamo dire assolutamente che il nostro sistema della protezione civile del Veneto è riconosciuto come il migliore d'Italia. Il tema della responsabilità è un tema assolutamente importante, ho sottolineato il fatto che per operare in ambito protezione civile è necessaria una grande preparazione, quindi adeguata formazione, non si vuole lasciare nulla al caso, però l'applicazione tout court del decreto 81 del 2008, sicurezza sui luoghi di lavoro, forse non è così adatto allo scenario appunto emergenziale e ai volontari di protezione civile. Così tutte le regioni hanno messo a punto un testo che è stato sottoposto al governo, proposto all'unanimità, per togliere delle responsabilità ai volontari della protezione civile, in modo particolare ai coordinatori, in modo da dare adeguata tutela a chi opera a titolo gratuito, sottraendo tempo a se stesso e alla famiglia, aiutando gli altri, però non può essere gravato anche da incombenze e responsabilità enormi, come invece accade oggi con lo scenario che abbiamo legislativo attuale. Oggi qui in Regione Veneto per i 30 anni di protezione civile, in divisa di protezione civile, perché noi sindaci siamo la prima autorità di protezione civile nel territorio comunale e quindi siamo dei volontari a tutti gli effetti e i volontari sono sindaci come noi quando c'è da fare emergenze, iniziative e attività. È un onore essere in questa sede prestigiosa, un comune di pochi 6.000 abitanti che per 30 anni manda avanti una protezione civile di alto profilo. Abbiamo un gemellaggio con gli amici tedeschi di Rosenheim, abbiamo operato in diverse emergenze anche in tutta Italia e quindi come sindaco è davvero un orgoglio poter contare su un gruppo di volontari che sono dei professionisti quando si tratta di aiutare le persone nelle difficoltà. Ringrazio tutti i volontari che in questi 30 anni hanno formato il gruppo, quelli presenti e anche soprattutto quelli passati che hanno dato origine al gruppo, i primi anche magari pionieri che hanno deciso di donare il proprio tempo al resto della popolazione in modo volontario. 30 anni sono stati lunghi, un bel percorso, in tutto questo tempo siamo anche stati messi alla prova con le varie emergenze, a partire dall'Aquila all'Emilia, anche tutte le varie alluvioni nella provincia di Padova, per non dire anche magari le varie altre eventuali emergenze prima dell'Aquila, quindi che i pionieri sono riusciti a partecipare. Stiamo affrontando anche vari percorsi di formazione, di specializzazioni, anche grazie al supporto della Regione. Ringrazio anche e soprattutto, oltre al mio gruppo, ma anche chi mi sostiene e quindi i miei collaboratori, che
che mi danno una mano. Ringrazio anche dell'opportunità ricevuta in eredità dal nostro caro amato ex coordinatore Silvano Dal Ponte. Il carico di lavoro non è leggero, c'è tanto da fare e sicuramente ci impegneremo per portare avanti il gruppo per decenni, per tanti decenni, e quindi faremo il possibile per continuare la nostra attività, spronarci a fare sempre di meglio e a formarci sempre di più per essere anche, non dico competitivi, ma all'altezza delle varie situazioni che si verranno a creare. Speriamo non succeda mai nulla, però già sempre anticipare, così dire, le mosse prima che accada qualcosa.